Venerdì 23 agosto ad Adria, bellissima serata dedicata allo sport, un evento che si rinnova da 10-15 anni e che ha visto la partecipazione di circa 20 associazioni. Tra le tante associazioni interessate, lo spazio dedicato a Horseball, una disciplina poco conosciuta ma affascinante. Una serata per celebrare lo sport, uno sport il vostro meno famoso di tanti altri, ma che ha un fascino e sicuramente un'eleganza che non tanti altri sport non hanno. Io lo chiamo volgarmente il basket a cavallo. Cos'è? Allora, la disciplina si chiama horseball, lo dice la parola stessa, ed è effettivamente un po' come il basket a cavallo. È molto spettacolare perché gli atleti sono due in questo caso, quindi il cavallo che si immedesima nelle necessità tecniche del cavaliere e il cavaliere che cerca di trasmettere al cavallo quelle che devono essere delle risposte immediate, veloci, perché ovviamente per le dinamiche di gioco questo è molto importante. È una disciplina non molto diffusa in Italia, qui nel Veneto invece molto, grazie all'attività del nostro referente che è Vittorio Scotti, che si sta prodigando proprio per farla crescere. Abbiamo qui in provincia di Adria il circolo ippico Lo Scirocco, dove si svolge questa disciplina e dove 3 nostre atlete hanno rappresentato il Veneto quest'anno ai campionati italiani. Tanti giovani si stanno avvicinando all'equitazione, è nell'immaginario uno sport elitario, però cosa insegnano ai giovani? Ricordiamo che con i cavalli si fa anche ipoterapia, ci sono un sacco di cose positive che i cavalli ci insegnano. Ai giovani cosa rimane? Allora, certamente è l'unico sport, è l'unico delle federazioni sportive che ha a che fare con un essere vivente, quindi questo già ve la dice lunga. Un essere vivente che è un essere senziente, cioè sente, ha paura, sente le nostre emozioni, reagisce agli stimoli interni, quindi chiaramente il cavaliere deve essere in grado, attraverso la sua empatia, sviluppando una certa sensibilità e anche, attenzione, attraverso l'attenzione al prossimo, che in questo caso è il cavallo, nella vita quotidiana può essere un'altra persona, quella sensibilità che lo porta a capire quali sono le esigenze, quindi uno deve capire le esigenze dell'altro, uno deve interpretare le esigenze dell'altro, uno aiuta l'altro. Perché il Veneto ha questa predisposizione a questo sport, che come ripeto è uno sport poco conosciuto ma con un fascino straordinario? Allora, è una disciplina, viene chiamata la pallacanestro a cavallo, perché è una delle poche discipline nell'equitazione di squadra, in cui c'è una squadra che è composta da 4 o con le riserve 6 giocatori che giocano in campo contro altri 4 o 6 giocatori e vince chi fa più canestri, come nella pallacanestro. Ecco, diventerà disciplina olimpica? No, in questo momento è una disciplina non olimpica, speriamo che diventi disciplina olimpica, anche perché abbiamo portato a casa in 2 europei ben 2 medaglie d'argento, 6 medaglie di bronzo e al mondiale abbiamo portato a casa 5 medaglie di bronzo, quindi speriamo in una crescita anche nel mondo olimpico di questa disciplina. Allora, 3 campionesse premiate, tutto guardiamo la targa giustamente celebrativa di quello che avete fatto. Nome? Bianca Mischiatti. Nome? Emma Guzzoni. E nome? Noemi Settini. Ma perché vi siete innamorati di questo sport, che è uno sport poco famoso ma tanto affascinante? Lo chiedo a Noemi, poi anche alle altre. Perché stare in mezzo ai cavalli ci fa stare bene. Tocca a te dirmi perché. Allora, io confermo pienamente con la Noemi. Anch'io confermo. Allora, io vi voglio vedere fra pochi anni alle Olimpiadi, va bene? Grandi. Guarda che vi faccio vedere targa. Grazie, complimenti.